Bene, io riprendo la parola perché desidero presentarvi alcune slide che dovrebbero far partire il dibattito. Mi presento un po' meglio perché, non perché voglia farvi capire i miei titoli che non hanno importanza, ma per capire perché dico certe cose. Io, oltre ad essere il responsabile nazionale del Dipartimento del Laboratorio dell'Economia dell'Italia dei Valori, sono anche un imprenditore, docente universitario e da un certo numero di anni sono anche consulente di Confindustria. Per Confindustria seguo moltissime piccole e medie aziende e anche grandi e quindi quello che dirò lo dico perché ci ho messo le mani dentro e quindi vorrei essere, diciamo, estremamente critico per poi sollecitare un dibattito che sia vivace ed estremamente positivo per tutti. Parto da una prima slide che vi dice una cosa molto semplice. Una volta in Italia, e parliamo nel dopoguerra fino agli anni '80, per fare un'impresa bastava un'idea. Si andava avanti e normalmente si era impresa di successo. C'era tutto da costruire. Oggi non è più così, è cambiato tutto e la parola cambiamento in questi 10 minuti che vi terrò occupati la sentirete più volte. È cambiato tutto, il mondo è cambiato, purtroppo molte delle nostre imprese non sono cambiate. In effetti oggi non basta più avere l'idea, ma ci vuole dietro un'idea, un'organizzazione che la supporti e molto spesso la supporti a livello internazionale. Quindi questa sera parleremo della crisi dell'imprenditoria dicendo che anche c'era una volta la grande impresa, altro problema serissimo per il nostro Paese e lo svilupperemo, e poi toccheremo il caso della Fiat. Vi do alcuni numeri che vi servono ad inquadrare l'argomento. La produzione industriale in Italia. Allora, intanto vi dico che in Italia ci sono 4.400.000 imprese di tutti i tipi, commerciali, servizi, industriali, e con un totale di addetti di 17 milioni e mezzo. Quindi 17 milioni e mezzo di italiani lavorano nelle imprese. Le imprese industriali sono solamente 452.000, sono dati che non trovate qui, e sono circa il 10% del totale delle imprese in Italia. Occupano però il 25% della manodopera e sono 4.400.000. La media, se la fate, è semplicissimo, sono 9-10 addetti per impresa. Questa è la media delle persone che lavorano nelle varie imprese in Italia. Le grandi imprese, quindi superiori a 250 dipendenti, sono l'1 per 1000, anzi meno dell'1 per 1000. Sono meno di 4.000 imprese in Italia che sono definite dalla normativa europea grandi imprese. E qui si vedono altri dati molto interessanti. La produzione industriale dall'inizio della crisi, quindi 2007-2008, in Italia è calata del 25%, abbiamo perso un quarto della produzione industriale. Lascio a voi giudicare. La Germania, nostro maggior competitor da sempre nell'impresa manifatturiera, ha perso solamente il 5%. Dopodiché qualcuno ci aiuterà a capire il perché. La produzione industriale dall'inizio dall'introduzione diciamo, dell'euro, in Italia abbiamo perso il 22%, in Germania hanno aumentato del 21% la produzione industriale, quindi diciamo che abbiamo perso quello che ha guadagnato la Germania. L'industria manifatturiera sul PIL, cioè che cosa rappresenta quello che produciamo sul prodotto interno lordo in Italia, nel 93 in Italia rappresentava un quarto del nostro PIL, oggi rappresenta il 18%, abbiamo perso 6 punti, la Germania era al 26 è rimasta al 26. Perché è successo tutto questo? Allora, qui voglio essere molto provocatorio e vorrei dividere i problemi che noi abbiamo in due grandi aree. Quelli interni alle imprese, che io ho chiamato problemi esogeni, quindi diciamo così, scusate, quelli esterni che vengono dall'esterno, quindi incidono sulle imprese dall'esterno, e che ho citato, e ce ne sono tanti, ne abbiamo parlato più volte. Che non reagisce, l'inefficienza del sistema paese, la pubblica amministrazione, la burocrazia, la tassazione, la corruzione, la carenza di incentivi strutturali che in altri paesi ci sono. Noi lo facciamo per un anno, poi lo togliamo e quindi l'imprenditore non ha una visione del futuro. Evasione fiscale che danneggia la concorrenza, chi è serio viene danneggiato. Carenza di domanda interna, scarso rapporto università-imprese, credit crunch, cioè non ci sono soldi o non ce li danno. Rapporto con l'Unione Europea, politiche di austerità
che abbiamo dovuto sopportare negli ultimi anni e la politica monetaria. Ecco, su questi argomenti io non entro perché vorrei che ci entrassero i nostri graditi ospiti, vorrei invece, visto che parlo da imprenditore e da consulente, vorrei rimanere un attimo sulle cause che sono invece interne dell'azienda e qui sarò estremamente provocatorio. Io ne conosco a centinaia di queste piccole aziende in tutte le regioni italiane e ci vado dentro tutti i giorni cercando di capire i problemi e cercando come unico obiettivo di dare una mano all'imprenditore. Bene, io parto da un presupposto essenziale che è questo: un imprenditore che consideriamo capace deve, prima di addebitare ad altri, quindi lo Stato, la pubblica amministrazione, tutto quanto, il suo insuccesso, dovrebbe cercare di capire se ha fatto il massimo all'interno della propria impresa per avere successo. E questo lo si analizza molto semplicemente. Ci sono imprese che sono nello stesso settore, che hanno le stesse identiche dimensioni, che hanno la stessa immagine sul mercato e andiamo ad esaminare i dati, alcune sono ancora di successo e crescono, il problema della crisi ce le hanno tutte, alcune stanno chiudendo. Perché? Probabilmente c'è qualcosa nell'imprenditore che non ha funzionato molto bene. C'è una parola su cui ritorno e che è il cambiamento. Noi il cambiamento non l'abbiamo capito e nel VI secolo a.C. Eraclito ne parlava in maniera chiara. Nulla è permanente tranne il cambiamento. Dopo 2500 anni probabilmente ancora tantissimi imprenditori non l'hanno capito. Andiamo quindi a cercare di valutare se tutto quello che io ho detto, l'imprenditore ha sempre fatto quello che doveva fare e quindi sono solo cause esterne che l'hanno danneggiato, oppure tante volte si è danneggiato da solo, non facendo quello che un imprenditore deve assolutamente fare. L'imprenditore è come qualsiasi altro lavoro, non si può dire al medico ma dovresti operare, no ma oggi non me la sento, all'avvocato devi difendere, no ma io non mi va, no. Allora, l'imprenditore, se decide di fare l'imprenditore, lo deve fare a 360 gradi, deve capire che il mondo esterno è cambiato ed è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni, c'è stata una compressione spazio-temporale gigantesca. Gli spazi sono diventati vicinissimi, le distanze non ci sono più, i tempi sono sempre più rapidi, bisogna decidere in tempi rapidissimi e questo oggi è un grande problema per moltissimi imprenditori. Il cambiamento quindi, che voleva dire adeguarsi a come il mondo esterno stava cambiando, non è avvenuto e l'adeguamento doveva essere di 3 tipi: culturale, gestionale e generazionale. Che cosa significa cambiamento culturale all'interno delle imprese? Significa non essere egoisti, individualisti e presuntuosi. Molto spesso mi trovo davanti imprenditori che hanno sempre ragione, non sanno neppure ascoltare. Molto spesso dicono meglio piccolo, ma mio, che più grande, ma condiviso con altri. E qui c'è il grande problema delle reti d'impresa. Non devono più considerarsi il padre padrone di quella realtà, devono imparare a saper ascoltare gli altri e non solo se stesso. Devono avere una grande apertura mentale per affrontare situazioni sempre più complesse che ogni giorno arrivano sul mercato. Devono aggiornarsi continuamente per reagire a quello che è necessario fare. Devono avere una conoscenza interculturale per fare internazionalizzazione, che è uno dei punti forti oggi per salvaguardare l'impresa. Poi abbiamo un cambiamento gestionale. Significa cambiare la gestione delle imprese da imprese orientate al prodotto a quelle orientate al mercato, gestire con altri e non più da soli, saper delegare parte del potere, quindi delegare responsabilità, adeguarsi a tecniche di gestione moderne, a gestire le risorse umane in maniera completamente diversa, motivandole e facendole crescere, pensare al futuro più che al presente, non avere paura di crescere, non avere paura di investire, di inserire nuovi validi collaboratori, di iniziare ad esportare. Io molto spesso mi trovo davanti imprenditori che dopo ore di ragionamento assieme mi dicono io ho paura di fare tutto. Accettare la critica costruttiva di chi viene e cerca di darti una mano. Poi c'è il cambiamento generazionale, che significa che cosa?
Moltissime medie imprese in Italia, sono il 99%, il 99,5% ve lo ricordo, sono ancora gestite da chi le ha fondate, persone che hanno 75, 80, 85 anni. È un problema questo? Lascio a voi dare una risposta e magari ai miei interlocutori. Molto spesso non si passa la mano ai figli e molto spesso i figli sono anche validi. Molto spesso si passa la mano ai figli ma non sono all'altezza del compito. Non ci si fida di quello che dicono gli altri. Ho fatto la fortuna dell'azienda perché ora non sarei più in grado di gestirla. Sono io e solo io che sono in grado di condurre l'impresa. Anche quando si inseriscono dei vari collaboratori, validissimi, il problema di averli dentro e di attendersi da loro una critica costruttiva è un dramma. Quindi cercano degli yes men, persone che gli dicono sempre stai facendo bene e questo non serve a nulla, sono soldi buttati. Traiamo quindi una prima conclusione. A mio avviso, una gran parte della classe imprenditoriale italiana non è più all'altezza di gestire situazioni molto complesse, ma non vuole passare la mano. Si è fermata ed è rimasta come era almeno 10 anni fa. Le aziende non sono cresciute, moltissime aziende le trovate esattamente come erano 10 anni fa. Non hanno investito quando lo potevano fare. Perché non lo hanno fatto? Molti imprenditori si sentono soli, come dicevo prima, hanno paura di fare dei passi avanti. Purtroppo qualcuno, Cavour o D'Azeglio, non è chiaro neanche la letteratura, ad un certo punto disse abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Io sono convinto che ancora oggi noi non abbiamo il senso dello Stato e non avendo il senso dello Stato molte volte non abbiamo neanche il senso dell'impresa, perché avere il senso dello Stato vuol dire lavorare con gli altri e anche avere il senso dell'impresa vuol dire lavorare con altri. Quindi è indispensabile intervenire in tempi rapidissimi per dare una mano a questi imprenditori. Noi lo stiamo facendo seguendoli e cercando di indirizzarli su quelle che sono le strade giuste per arrivare almeno a salvare l'impresa. Poi c'è il problema della grande impresa, che sta quasi scomparendo in Italia. Allora uno si chiede, ma perché è importante la grande impresa? Io ritengo che sia fondamentale in un tessuto produttivo. La grande impresa è l'unica impresa che sa fare investimenti, sa fare ricerca, ha la finanza per farlo e dietro si trascina tutta la piccola e media impresa. La media impresa cresce in cultura d'impresa, in ricerca, in tecnologia, solamente se c'è una grande impresa che la trascina, se no rimane al palo. Noi le abbiamo perse quasi tutte, la chimica, eravamo tra i più forti, abbiamo avuto dei premi Nobel, la siderurgia, l'elettronica, la telefonia, l'information communication technology, la ricerca, non c'è più quasi niente nel nostro paese. Molte grandi imprese vengono acquistate da gruppi esteri. Perché l'imprenditoria italiana non interviene? Perché non facciamo qualcosa? Ricordo la Parmalat, acquistata da Lactalis. Lactalis ha trovato nelle casse della Parmalat miliardi e ha pagato più del 50% dell'investimento fatto con i soldi della Parmalat. Noi non abbiamo imprenditori che l'hanno capito, non lo so. Abbiamo imprenditori o prenditori che sfruttano e poi investono in finanza, Olivetti, Fiat, Parmalat, Benetton, Telecom, dimenticando di fare il loro mestiere, quindi dimenticando di come si fa e perché serve l'imprenditoria. Perché grandi gruppi esteri acquistano investendo nei nostri grandi marchi e continuano a fare profitti? Secondo voi perché? Perché ci vedono qualcosa di positivo e lo fanno. Sono più bravi di noi o sono veri imprenditori? Perché molto spesso invece di investire la maggioranza degli utili nello sviluppo dell'impresa per farla crescere sana, si investono altrove? Autostrade, Benetton è un esempio. Benetton era il numero 1 al mondo, oggi non lo è più nel suo settore. Aziende spagnole, la Spagna è in crisi più di noi, stanno crescendo in una maniera notevolissima e Benetton rimane indietro. Ma anche molti piccoli e medi imprenditori hanno investito, invece che investire in aziende, in auto di lusso, in ville, eccetera, eccetera. Guardiamo il mondo della moda, delle motociclette, delle auto, dell'agroalimentare. Siamo realmente un paese in svendita. Non dimentichiamo poi le grandi aziende di Stato come l'Alitalia, l'abbiamo distrutta e oggi non c'è neanche forse chi ce la compra. Faccio alcuni nomi che penso siano interessanti per tutti, perché magari non lo sappiamo. Algida, Perugina, Eridania, Atala, Ducati, Lamborghini,
Sorbetteria Ranieri, Santa Rosa, Bertolli, Valsoia, Simmental, Splendid, Saiva, Perugina, Buitoni, Sasso, Gelati, Zanussi, Parma, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete ne ho un elenco lunghissimo. Non sono più nostre imprese, sono tutte in mano a imprese straniere. Nel mondo della moda poi se ne contano tantissime, Gucci, Tacchini, Combipel, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato, eccetera, eccetera. Non abbiamo quasi più niente. E poi c'è il caso Fiat, e qui concludo, poi ne parleranno. Vi do solo un dato. La Fiat, prima di diventare quello che è diventato, quindi circa 10 anni fa, da sola aveva una quota di mercato mondiale che è superiore o era superiore a quella che ha oggi il gruppo Fiat Chrysler. Quindi rendiamoci conto di come abbiamo distrutto un'impresa del genere che era tra le prime al mondo e forse 11ª se ricordo bene, e oggi è 25ª, dopo aziende addirittura turche che producono automobili. Quindi questo è il nostro paese. Io ho gettato un sasso, vediamo che cosa i nostri graditi ospiti ci possono dire per aiutare a capire perché sta succedendo tutto questo.